Ben ritrovati dalla redazione. Un 17enne calciatore degli Juniores della Manzanese si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco avvenuto sul campo di Viale Sanzio. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo originario di Palmanova avrebbe subito l'arresto cardiaco dopo uno scontro di gioco. La Manzanese era impegnata contro il San Giovanni nella 14ª giornata del campionato regionale Juniores. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica che hanno prestato i primi soccorsi al giovane. Un uomo è disperso in mare. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Una persona uscita in barca diretta verso Foce del fiume Isonzo non è mai arrivata a destinazione. A dare l'allarme il figlio che ha segnalato l'uscita del genitore a bordo della sua unità da diporto con l'intenzione di risalire parzialmente l'Isonzo per portare la barca presso un piccolo rimessaggio in zona. Un commerciante di nazionalità cinese è stato sanzionato per aver messo in vendita nel suo negozio articoli destinati ai festeggiamenti per il carnevale, oltre 1.000 prodotti pericolosi per la salute, nonché privi di indicazioni relative ai materiali impiegati per la loro fabbricazione. La sanzione, che ha raggiunto l'attività commerciale da pagare entro 60 giorni, va da un minimo di 516 euro ad un massimo di quasi 26.000 euro. Le irregolarità dei prodotti del valore di 5.300 euro rappresentano una violazione dei dettami del codice del consumo. Nel dettaglio del sequestro i finanzieri hanno rivenuto maschere, parrucche e ghirlande. Sport, calcio, la zampata di Johnson a 10 minuti dal termine regala 3 punti alla Triestina, che resta agganciata al treno salvezza agguantando il Lecco a quota 29 punti e fermando una Pro Vercelli che avrebbe meritato qualcosa in più. Match bloccato per circa 80 minuti, alcune emozioni le regala Comi per il padrone di casa, ma Ross è sempre attento. La Triestina reclama un rigore contonetto ed è lo stesso Mancino a rendersi protagonista nell'azione del gol all'Abardato. 3 punti fondamentali. Passiamo al basket. La Pallacanestro Trieste ad un passo dall'impresa. Vince Trento, sfuma il sogno della finale di Coppa Italia. A 30 anni da Casalecchio di Reno 1995, Illy Caffè sconfitta 81-77 dalla Benetton Treviso, la Pallacanestro Trieste vede sfumare amaramente il sogno di tornare in finale di Coppa Italia. C'è andata vicina, trascinata da un fantastico Ruzier. Nelle decisive battute finali è mancato quel pizzico di fortuna che serve. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo variabile o nuvoloso per nubi a quote medio-alte, sul Tarvisiano più freddo rispetto alle altre zone montane, con probabile persistenza anche di nubi basse e foschie a fondovalle sulla costa e sulle zone orientali, bolla moderata, specie a Trieste. Temperature minime in pianura fra meno 3 e 0 gradi, massime fra 6 e 9, sulla costa minime fra meno 1 e 2, massime fra 4 e 7 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.